radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la linea. Grazie Lorenz, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 4 di gennaio dell'anno del Signore 2025. I nostri soliti caveat: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo appello, radiolibertà.net, che è diventato un bellissimo giornale online dove potete trovare liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca e ancora la rassegna stampa di Semivarin e molto altro materiale molto interessante, per cui seguitelo e accorrete numerosi. Allora, noi cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo anche a quali coordinate incrociamo: 340 670 9659 se avete voglia di intervenire attraverso la Zap o il WhatsApp, oppure 029294 7222 se volete intervenire per telefono. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un Alfa Romeo che sta per compiere 50 anni e che se ne parla proprio a giorni, e che nel suo compiere 50 anni, diciamo, festeggia anche 50 anni di dibattito tra gli alfisti di rito alfettista. Stiamo parlando infatti dell'Alfetta 1600, che debuttava proprio nel gennaio del 1975 alla modica cifra di 3.100.000 lire dell'epoca, che sono pari a 16.805 euro e 23 centesimi dei giorni nostri. Chi è e soprattutto per quale motivo è nata l'Alfetta 1600? L'Alfetta 1600 nasce, e questo lo possiamo vedere grazie all'archivio storico della Stampa, eccolo qua, adesso lo richiamiamo, vediamo un po', sto condividendo lo schermo, eccolo qui, ecco qua. Allora, questo che vedete è la pagina di Stampa Sera di che giorno è? Dell'8 gennaio 1975, allora era un mercoledì. E c'è questo trafiletto: in arrivo Alfetta anche 1600 cc. Al Salone di Bruxelles, che aprirà la prossima settimana, saranno presenti alcuni nuovi modelli con i quali le case ritengono di ridestare, senza grossi orizzonti per ora, l'interesse dei mercati. Alcune novità sono italiane: le 112 in edizione aggiornata, quindi l'auto bianchi, l'Alfa Romeo berlina Alfetta con un motore 1600 e una nuova versione dell'Alfa Sud con la carrozzeria più accurata. Sentite un po' cosa dice ancora la Stampa. Nell'Alfetta viene adeguata ai tempi, cioè al modello di base con motore 1.800 che nacque nel 1972 e del quale sono in circolazione 100.000 esemplari. Viene affiancata da una versione con motore 1600 a prestazioni leggermente ridotte per restringere i consumi e la carrozzeria semplificata all'esterno e all'interno. Ovviamente anche il prezzo di listino sarà inferiore a quello della 1.800. L'Alfa, in base ad alcune indiscrezioni apparse di recente, ha smentito che l'Alfetta 1600 sostituisca la Giulia. Il modello, afferma la casa milanese, è aggiuntivo e non sostitutivo. Si inserisce cioè tra i modelli Giulia 1300-1600, Alfetta 1800 e la 2000. Per quanto riguarda la nuova versione dell'Alfa Sud, si tratterà poi di un ritocco alla carrozzeria, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'annuncio l'8 di gennaio. Martedì 14 di gennaio del 1975, ecco che l'Alfetta 1600 appare a pagina 11 della Stampa, eccolo qua, lo vedete, sempre di Stampa Sera, scusate.
Salone di Bruxelles, novità italiane. Alfetta 1006 con ruolo anticrisi. L'Alfa Sud presenta 2 versioni a 4 porte. Lo ricordiamo per chi non c'era, nel 1973, nell'ottobre del 1973, la guerra del Kippur aveva provocato il primo shock petrolifero. Questo primo shock petrolifero aveva sostanzialmente fatto schizzare in alto il prezzo della benzina e innescato una crisi economica che perdurò per tutto il 1974, anche perché la situazione insomma si normalizzò verso la metà del 74. Per cui le case automobilistiche scoprirono improvvisamente che era tempo di ridurre e di molto i consumi e soprattutto anche le cilindrate. Fu la mazzata per auto di grosso prestigio, auto di grande consumo che peraltro stavano cercando di affermarsi sul mercato. L'esempio più banale è la Fiat 130. In casa Alfa questa crisi bloccò un'automobile che ormai era quasi del tutto definita, l'Alfa 6, che dovette essere rinviata dopo il 1977-78, infatti uscì nel 1979, e l'Alfa Romeo si inventò questa versione, diciamo così, venne chiamata in origine economica dell'Alfetta. E sentiamo allora che cosa scrive la Stampa sulla base della nota che viene diffusa dalla casa milanese. Come fa notare una nota informativa della casa milanese, si parla di vendite di vetture, vendite dell'Alfa Sud e poi si parla dell'Alfetta. Le 3 nuove versioni rispondono a precisi programmi. L'idea di una versione 1006 dell'Alfetta era già matura. La crisi ha contribuito ad accelerare i tempi della realizzazione. Tecnicamente la nuova berlina è identica a quella 1008, ponte posteriore de Dion, freni a disco, cambio a 5 marce, stesse ruote e così via. Monta però un motore di 1570 cc che sviluppa 108 cavalli DIN contro i 122 dell'Alfetta 1008 e i 102 della nuova Super 1006 e che consente una velocità massima di circa 175 km/h. Il motore di cilindrata più ridotta fa risparmiare una buona dose di carburante. Alla velocità di 60 km/h l'Alfetta 1006 consuma 5,8 litri per 100 km rispetto ai 6,2 della 1008. A 100 all'ora il consumo è di 8,1 litri rispetto agli 8,7 della cilindrata superiore. A 160 km all'ora il consumo è 14 litri rispetto ai 15,2 del vecchio modello. Esteriormente la 1006 si distingue per il frontale con 2 soli fari allo iodio di grande diametro, anziché 4 di dimensioni più ridotte che caratterizzano la 1008. Altre osservazioni: il prezzo di listino IVA esclusa della nuova Alfetta 1006 è stato annunciato in 3.100.000 lire, che vi ripeto è pari a 16.805,23 euro attuali. L'Alfetta 1006 da allora è origine di dibattito e motivo di dibattito tra gli alfisti. Nel luglio del 2018, quando appunto uscivamo con il quotidiano cartaceo, con il bimestrale cartaceo, eccolo qua, questo è il numero 3 del garage dell'alfista, adesso noi andiamo giù a incontrare un amico, perché questo questa è in fondo una puntata introduttiva, poi avremo naturalmente un paio di possessori di Alfetta 1006, uno è Walter Marano, il presidente del Club Araba Phoenix di Battipaglia del Gas, il gruppo alfisti salernitani, per cui noi avremo modo di sentirlo sabato prossimo, e poi dopo il fortunato possessore di questa bellissima Alfetta colore giallo Piper del 76, che è Alberto Bongiovanni che gestisce tra l'altro la pagina Facebook Alfetta. Eccola qua, questa è la sua bellissima Alfetta comprata nuova dal papà. Il papà cercava una 1008 usata, ma non trovandola si comprò la 1006 nuova. Come vedete
Le differenze si notano e non poco, perché per esempio mancano i rostri anteriori, che la 1008 ha e la 1006 no, il frontale è a 2 fari con lo scudo stretto, poi nel 77 verrà unificato alla scudo largo. Le racchette dei tergicristalli non sono cromate, sono nere. Il paraurti posteriore dietro è più corto rispetto alla 1008, che è molto più lungo. Anche l'interno venne semplificato, per esempio non c'è il volante con la corona di legno, c'è il volante con la corona di similpelle, eccolo qua, c'è già la strumentazione, questa è del 76, quindi è già la strumentazione come la scudo largo con lo sfondo blu, eccola qua, e tra l'altro sono invertiti sono invertiti contagiri e tachimetro, eccetera, eccetera, eccetera. E naturalmente questa Alfetta, che è stata poi oggetto di un intervento molto attento e molto appassionato, perché raccontava il nostro amico Alberto Bongiovanni, 20 anni fa, quando l'ho ripresa io, ho fatto fare a questa Alfetta un intervento di carrozzeria parziale abbastanza importante. La ruggine all'epoca viaggiava che era un piacere, poi è andata bene per molti anni, fino a quando nel 2007 si è bruciata la guarnizione testa. Vista l'occasione abbiamo fatto rifare tutta la testa, il banco, rettificato l'albero motore, messo le fasce nuove, mentre bielle e pistoni sono ancora tutta roba sua. Nel 2016, visto che c'era qualche puntino di ruggine e la vernice alla nitro che si usava una volta non si trova più, abbiamo deciso di fare un lavoro completo. È stata portata in carrozzeria, dove hanno smontato i vetri, risanata dove era da risanare, riverniciata tutta. In quell'occasione ho fatto rifare il rivestimento dei sedili perché ormai era messo male, aveva i suoi anni. Qual è stato il pezzo più difficile da trovare per il restauro della carrozzeria? Ma i pezzi per l'Alfetta purtroppo sono un po' tutti difficili. Per il restauro di per sé, a dirla tutta, non ho avuto grossi problemi. Ma adesso sto cercando un parabrezza anteriore perché mi hanno sparato una pietrina sul vetro che si è schieggiato e sto impazzendo perché non lo trovo. Tutte le volte che si rompe qualcosa è una ricerca non da poco. E allora a questo punto io ho posto la domanda delle domande. C'è sempre stato un dibattito tra alfettisti sulla 1006. Riassumo. L'Alfetta è immensa, ma dal 1008 in su, perché il 1006 è un motore che su carrozzeria e meccanica Alfetta sarebbe troppo spompo. È vero o falso questo mito, se è un mito? Risposta. Ma sì, si dice così. In realtà, se si confronta il 1006 dell'Alfetta con un 1006 dell'epoca di una qualunque altra auto di qualunque altra marca, si vede che comunque il motore Alfa resta sempre più potente. Non ho avuto il piacere di provare il motore 1008, ma molti dicono che questo sia il motore perfetto per l'Alfetta, meglio anche del 2000 addirittura. Però appunto è una macchina che 40 anni fa faceva 175 all'ora e aveva un motore con 109 cavalli, non è che ce ne fossero tante in giro allora. Diamo un dato ai lettori: nel 1980, quindi stiamo parlando 5 anni dopo l'uscita dell'Alfetta 1006, a fare i 175 orari era la Fiat 132, ma col motore 2000 iniezione e 112 cavalli. Certo, non con una tenuta di strada come quella dell'Alfetta, assolutamente. E poi l'altra domanda delle domande: Alfetta o Giulia? Devo dire che gran parte dei miei anni li ho passati sull'Alfetta, quindi dico Alfetta, anche se il mio sogno nel cassetto è avere una Giulia Coupé più che berlina. La berlina sinceramente è una gran macchina, ma la sua linea non mi ha mai convinto più di tanto. Com'è condurre questa Alfetta nel modo di oggi? È invecchiata bene o è ancora avanti rispetto a quello che c'è in giro? Avanti non più, ma sicuramente è una macchina che continua a essere al passo coi tempi. Ha ancora un'ottima frenata, tenuta di strada, può viaggiare a 130-140 orari in autostrada senza alcun problema. È assolutamente in linea con le auto moderne. Che cosa servirebbe all'Alfetta per la perfezione? Un po' d'aria condizionata? Sono di quelle mancanze che si perdonano a un'auto di quell'età, soprattutto un Alfa Romeo, ride. Non lo so, ripeto, anche come comfort di marcia è un'ottima auto, anche se non ha i vetri elettrici
e l'aria condizionata come le macchine di oggi, ma del resto, se non c'è, non si rompe. E questa è una grande verità, è una verità di tipo fordiano, se volete. Se non c'è, non si rompe, però insomma, diciamo che più che altro va bene la semplicità, va bene tutto, ma è chiaro che qualche piccola mancanza dopo 50 anni si sente ancora. Lorenz, che è successo? Mi vedo replicato più volte. Aspetta, stacco un attimo, ecco, riattacco, vediamo un po' se riusciamo a rimettere tutto a posto com'era. E stavo dicendo, rieccomi qua, ce l'abbiamo fatta. Stavo dicendo, 50 anni, se ci pensate, è un tempo che sembra quasi remoto. Quell'Italia non esiste più quell'automobilismo, non esistono più nemmeno quelle esigenze, se vogliamo. Si dirà che ogni progetto è figlio del suo tempo, e probabilmente è così. Però resta un fatto: era un progetto all'avanguardia anche con un motore 1600, e aggiungerei una cosa, visto e considerato che la storia ci ha dimostrato che sulla scocca dell'Alfetta sono stati montati motori che erano anche più piccoli del 1600, visto e considerato che la sorella minore, la Giulietta, nasce sulla stessa scocca, con lo stesso passo, e monta un motore 1300. Motore 1300 che, vi ricordo, aveva l'albero a gomiti della Giulia GTA, cioè, no, pizza e fichi. E su quella scocca l'Alfa Romeo, diciamo che si è sbizzarrita non poco, perché siamo andati dal 1300 che c'era sulla Giulietta del 77 fino al 2005 V6, quando è nata l'Alfa 75, la 90, ma anche, qualcuno di voi lo ricorderà, sempre su quella scocca addirittura accorciata di 10 centimetri nella versione coupé, venne montata il 2006 della Montreal, niente di meno. Quindi diciamo che esperimenti ne sono stati fatti anche abbastanza su quella meccanica e su quella scocca. Vi ricordo anche che l'SZ e l'RZ sono 3000, anche quelle scocca derivazione della 75, quindi sempre lì la base resta sempre quella dell'Alfetta. E allora, molto probabilmente, forse oggi discutere dire che l'Alfetta 1600 fosse sottomotorizzata, forse è un'affermazione che comincia, diciamo così, a fare il suo tempo, e che comincia anche a essere un po' stantia. Non fosse altro, tra parentesi, che sul mercato dell'usato ormai si trovano solo le 1600, se ci fate caso. Di quella serie, diciamo, delle Alfette degli anni 70, le 1800 sono molto rare. Non parliamo delle scudo stretto, perché quelle poi spuntano prezzi anche abbastanza elevati. Però resta il fatto che sono quelle più abbordabili, e più che altro forse quei 14 cavalli in meno non sono in fondo, diciamo, non appannano più di tanto il divertimento che una vettura così può dare. È appena il caso di dire anche che l'Alfetta 1600, chiamatelo product placement, quello che volete, è la protagonista, insieme a Maurizio Merli, che di solito guidava la 1800, ma in Italia a mano armata del 1976 lui ne guida una come auto di servizio di colore biancospino, e con quella vive tutte le avventure che poi porteranno all'epilogo del film. Quindi, se la guidava lui, che non aveva bisogno dello stuntman, può darsi allora che forse questi dibattiti sull'essere sottomotorizzata o meno non siano il caso. La prossima settimana però noi avremo appunto Walter Marano, che peraltro appartiene all'Arma dei Carabinieri, quindi chi meglio di loro sanno rispondere a una domanda del genere, e infatti lo chiederemo a lui sia come alfista che come uomo della Benemerita.
Benissimo, sono le 9:59 minuti, anzi le 10 in questo momento, io finisco qua, vi ringrazio, vi do appuntamento alla seconda parte del nostro viaggio nel mondo dell'Alfetta 1600 settimana prossima con Walter Marano. Grazie a tutti per essere stati con noi. Con Zoom ci ritroviamo invece lunedì alle 18:05 trattabili sulle nostre magiche onde. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buon weekend.